La copertura vaccinale è calata in tutta la provincia di Agrigento, così come nel resto della penisola. Aumentano i casi di morbillo, malattia infettiva molto contagiosa. Il direttore del servizio epidemiologia dell'ASP, Gaetano Geraci, ha inviato una lettera ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta, oltre che ai direttori sanitari dei presidi ospedalieri ed ai medici vaccinatori, affinché si avvii un'azione di prevenzione per contenere la diffusione di questa malattia, che può causare complicanze anche gravi come otiti, polmoniti ed encefaliti. Per evitare che un'epidemia possa instaurarsi e diffondersi nel nostro territorio, ha scritto il direttore Geraci, è opportuno che nessuno sfugga più alle vaccinazioni contro morbillo, rosolia, parotite e varicella. Doversi recare nei centri vaccinali dell'ASP per sottoporsi a vaccinazione gratuita sono tutti bambini dal 13° al 15° mese di vita, tutti i bambini di età superiore, tutti i ragazzi ed i giovani adolescenti che non sono stati vaccinati in precedenza e devono inoltre essere sottoposti alla somministrazione della seconda dose, tutti i bambini di età uguale e superiore ai 5 anni. E all'ospedale San Giacomo d'Altopasso di Licata dal 1° maggio arriverà un nuovo responsabile dell'unità operativa di ortopedia, è Rosario Lupo, già primario di ortopedia all'ospedale San Giovanni di Tio di Agrigento, già direttore del Dipartimento di Chirurgia del distretto ospedaliero AG1. A nominarlo ad interim fino a quando non sarà possibile procedere al relativo concorso è stata la direzione strategica dell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento. Prende il posto di Antonio Catanese, che va in pensione. Una grave perdita, commenta la CGIL in una nota a firma del segretario Alfonso Buscemi, che passa in rassegna la carriera del dottor Catanese, descrivendolo come un grande professionista, impattato in uno scenario dove prima vengono i conti e poi il servizio. Ed ancora continua Buscemi: siamo stati testimoni delle difficoltà del dottore Catanese a curare i pazienti, soprattutto negli ultimi anni, dove un giorno mancavano gli anestesisti e l'altro pure. Un giorno mancavano i medici, un altro mancava qualche altra cosa, ma conclude: tutto questo gli ammalati, le persone non lo sapevano. Quello che colpiva la gente era l'umanità dell'uomo.